Si è riunita 2 settimane fa e il peso come voto da parte della commissione di esperti è del 50%. La commissione era composta da Anna Degenhardt di Aiello, pittrice, Eva Visintin di Aiello, insegnante, Claudio Ceccotti di San Giorgio di Nogaro, astrofilo, Igino Dorisotti di Udine, fotografo, Marina Giorgi, insegnante di Pordenone, Miriam Causero, architetto di Carlino e Rodolfo Lepre, architetto di Aquileia. Loro hanno espresso il loro voto di base e poi abbiamo avuto un voto tramite internet. 272 sono stati i votanti e equiparandolo con un coefficiente legato naturalmente al numero dei componenti della commissione è stato riportato il voto naturalmente a pari. Così vale per le 178 persone che mezz'ora fa hanno votato e hanno seguito la banda alla inaugurazione delle Meridiane. Allora, prima di passare la parola ad Anna Degenhardt, io passerei invece la parola al sindaco, perché ci deve lasciare velocemente, che porta i suoi saluti della giornata. Buonasera a tutti i presenti, è stata una splendida giornata di sole, quindi qualcosa in più che fa il paio con le nostre meridiane. È stato anche quest'anno abbiamo avuto 4 meridiane importanti e quindi ogni anno cresciamo questa peculiarità che è tipica del nostro comune. Grazie ad Aurelio, grazie a tutti coloro che si prestano ogni anno a venire qui a rappresentare con le varie meridiane, appunto, gli autori, pittori e anche coloro che le progettano. Oggi abbiamo visto anche una meridiana particolare, una delle poche, forse delle 2 se non ho capito male, che ci sono in Italia. Quindi abbiamo veramente qualcosa di straordinario. Molto spesso noi che viviamo da Aiello lo vediamo con un occhio un po' particolare, cioè molto sfuggente, no? E invece forse meriterebbe veramente di più un attimo di attenzione. Io vi ringrazio tutti e non faccio altro che augurare che il prossimo anno ci sia un'altra giornata splendida, sarà la 16ª edizione e quindi buon lavoro per tutti coloro che già da domani partiranno per la edizione 2016. Grazie. Grazie signor Sindaco, grazie per la brevità anche visto l'urgenza. E passerei la parola ad Anna Degenhardt, responsabile della Commissione. Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza. Sono ormai 15 anni che questa Commissione si riunisce per dare appunto queste indicazioni di preferenza su queste meridiane che vengono presentate in paese. Le meridiane mediamente ogni anno sono 3, 4, 5. E il paese è molto conosciuto per questa manifestazione, non solamente in regione ma anche all'estero, in Italia, perché proprio è una caratteristica, una tipicità molto particolare che Aiello possiede grazie a queste meridiane. È una collezione di un centinaio di strumenti. Ribadisco che non sono solamente dei pannelli decorativi o un qualcosa di abbellimento, sono dei veri e propri strumenti per la misurazione del tempo, per cui sono molto importanti dal punto di vista diciamo tecnico. Sappiamo bene quanto lavoro ci sia per la loro preparazione a livello diciamo di bozzetti, ci vuole tutta una preparazione intellettuale. A livello tecnico, perché si devono fare dei calcoli precisi a seconda della posizione in cui verrà posizionata questa meridiana, e poi la fase finale, la fase operativa concreta, cioè bisogna lavorare in verticale, quindi è abbastanza faticoso, con dei colori, quindi controllare sfumature, intensità del colore, eccetera, quindi tutti i dati di cui bisogna avere una certa accortezza. Non ci sono solamente meridiane bidimensionali, cioè tipo pannello appoggiate ai muri, però accostate ai muri, ma ci sono anche meridiane, come sapete bene,
tridimensionali realizzate con materiali diversi. Quindi una ricchezza di primo livello per il paese di Aiello, e per questo, ribadisco, è molto conosciuto. Dunque la commissione si riunisce da una quindicina d'anni, è composta, come avete sentito, da un gruppetto di persone che molto cordialmente, diciamo amichevolmente, si incontrano ed esprimono, diciamo, delle preferenze. È sempre molto difficile fare un distinguo fra le più meritevoli e le meno meritevoli, perché, come vi ho spiegato, c'è sempre per ognuna un grande lavoro di preparazione, che siano grandi o di piccole dimensioni. Per cui diciamo che la votazione, che per la giuria è da 1 a 3, ci si attiene, diciamo, a qualche raffinatezza, qualche peculiarità, qualche diversità che distingue alcune dalle altre. Per cui sì, la votazione si basa un po' su questo. Comunque ribadisco un plauso a tutti coloro che lavorano, che preparano e che poi realizzano praticamente le meridiane, perché veramente è un impegno notevole e ci si augura appunto che poi venga anche adeguatamente apprezzato. Penso di aver detto tutto. Buona visione. Grazie Anna. Allora, prima di passare la parola a Valentina Macaro, io volevo di nuovo ringraziare l'avvocato Michele Formentini per la disponibilità a nome allora dell'amministrazione comunale, a nome della Proloco Aiello Ioannis e a nome del Circolo Culturale Navarca. Grazie per aver messo a disposizione tutta la struttura museale. Allora vediamo il premio, siamo vicini adesso alla conclusione di questo nostro incontro e abbiamo Valentina Macaro. Teniamo presente che Valentina Macaro è una insegnante della fondazione Scuola Merletti di Gorizia, è una fondazione storica. Quest'anno abbiamo avuto di nuovo la mostra dei Merletti, il Circolo Culturale Navarca porta avanti ormai da 10 anni con la fondazione di Merletti di Gorizia un corso, partecipano 25 persone e da alcuni anni abbiamo la maestra che sostiene naturalmente questo corso, ecco, che si chiama Rosita D'Ercoli, e avrete avuto modo di vedere all'interno della struttura museale le opere che sono state realizzate dalle allieve di questo corso. La Valentina è stata insegnante negli anni scorsi, ci ha sempre portato dei bei premi originali che non si trovano naturalmente in vendita. Le ore sono notevoli per la realizzazione di questi premi e vediamo cosa ci dice per il premio di quest'anno. Buonasera, non serve ormai che mi presento perché ha detto già tutto Aurelio. Quest'anno ho progettato un libretto tessile che ha anche una parte cartacea, cosiddetto libretto pop-up, tipo quelli che si utilizzano soprattutto per i bambini. La copertina è fatta interamente a mano, le varie scritte sono fatte a mano libera con l'aiuto della macchina da cucire, e all'interno appunto ci sono, io qui mi sono ispirata alla storia del Piccolo Principe e quindi all'interno troviamo le frasi più celebri che hanno caratterizzato la storia. E qui all'interno appunto abbiamo, adesso quando leggerlo, non tutto, se no stiamo mezz'ora solo per leggerlo. Comunque praticamente qua racconta un pochino che per ogni fine insomma c'è sempre un nuovo inizio. E all'interno appunto, come vedete, qui potresti leggere tu magari così si capisce, non serve, abbiamo appunto dei bruchi con le farfalle, perché appunto si dice che se non lasciamo sulla rosa che cresca e che ci siano anche dei bruchi non potremo mai vedere le farfalle e la loro bellezza. All'interno appunto è stato realizzato a Merletto anche il Piccolo Principe con la volpe ed il cuore appunto che
che ha proprio una frase che è molto celebre, che dice che se non si saprò mai a che ora arrivi, non saprò a che ora prepararmi il cuore, no? E all'interno, proprio a metà, troviamo la meridiana che, se posta sotto il sole, ci indica proprio l'ora, quindi è perfettamente funzionante, realizzata da Aurelio, no? Il studio tecnico. Dico bene? Qui all'interno poi troviamo la rosa, che era anche una delle protagoniste, no, del Piccolo Principe, come orologio. Tranquillo, E in fondo abbiamo le stelle, no, che dicono appunto che per ognuno di noi c'è una stella, no, in cielo che brilla. Bene, insomma l'opera comunque sì, magari se volete venire a vederla più da vicino ve la posso mostrare, e adesso vedremo a chi va e spero che sia soprattutto apprezzata. Ed un applauso a Valentina Macchero che ci ha preparato questa bellissima opera originale, veramente originale. Da lontano non ci si rende conto, ma da vicino il lavoro è veramente intenso. Una bella giornata con un solo velato che ci ha permesso di trascorrere queste magnifiche ore giornaliere ad Aiello alla festa delle Meridiane. La giornata naturalmente non è finita, stasera potete rimanere sotto il tendone o anche all'esterno per la cena, e ci sarà lo spettacolo musicale che è stato organizzato dalla Proloco locale di Aiello Ioannis. Un grazie anche a tutti quelli che lavorano dietro le quinte, in cucina, dietro il bar, alla cassa, che hanno prestato il loro enorme lavoro in queste settimane, che è stato molto intenso per giungere alla conclusione di questa giornata. E naturalmente un invito alla festa delle Meridiane numero 16 del prossimo anno. Speriamo che sia gradevole e piacevole come questa di quest'anno 2015. Grazie del vostro sostegno e al prossimo anno.